bien contenta di essere questa notte perché mio papà è di sempre tutto e la realtà l'amour probabilmente che il presente sta notte a questa conferenza e insomma come esce senza sapere te perché altrimenti mi emoziono e depende. Allora, si obbliga a pregare in italiano perché sono des termes bien particuliers, scientifiques e prefero le baghi a modo, donc sta notte pregio in italiano. Allora, come sapete, pardon, sta rezzendo come è scelto. Come sapete la Valle d'Aosta da un punto di vista linguistico presenta un quadro molto interessante anche perché è piuttosto complesso. Infatti, oltre alle 3 lingue più diffuse, franco-provenzale, francese e italiano, non possiamo dimenticare il valser che è parlato in alcuni paesi della Valle di Gressonei e nemmeno che soprattutto in Bassa Valle il dialetto piemontese è piuttosto conosciuto. Oltre a questo, a causa dell'evidente migrazione da numerose regioni italiane e ormai non solo più, le varietà dialettali parlate da singoli gruppi familiari, così come da gruppi più estesi di compaesani, sono decisamente numerose. Questa sera però vorrei concentrare la mia e la vostra attenzione sui 2 codici linguistici più parlati nella nostra regione, che sono il franco-provenzale, che soprattutto negli ultimi anni è diventato in qualche maniera la lingua veramente identitaria della nostra regione, e l'italiano, che ormai è lingua ufficiale da ben più di un secolo. Cominciamo quindi a analizzare le 2 lingue. Per quel che riguarda il franco-provenzale, è una lingua che è stata scoperta piuttosto di recente, forse anche perché si trova ancora in quello che Gaston Tuaillon definiva le stade dialectal parfait e aggiungeva du moment qu'il n'y a jamais eu la moindre tentative d'unification au profit d'une forme linguistique urbaine ou littéraire. Che cosa significa? A differenza di lingue come appunto l'italiano o il francese che avevano un modello di riferimento, l'italiano nasce come dialetto delle classi alte di Firenze, il francese è il dialetto del re di Francia. Noi non abbiamo mai avuto un dialetto che prendesse il sopravvento sugli altri, non c'era una norma di riferimento e non c'era nemmeno una norma letteraria, perché se prendiamo in considerazione anche solo la Valle d'Aosta, i primi testi scritti risalgono alla fine dell'Ottocento. Dobbiamo ringraziare Serlogne e Bérard che ha in qualche maniera spinto Serlogne a scrivere per la prima volta e poi sono seguiti altri autori, ma si parla sempre di opere letterarie abbastanza di nicchia tutto sommato. Non abbiamo ancora una norma grafica unitaria, anche se ci stiamo lavorando, effettivamente il lavoro che stanno conducendo anche in collaborazione con il Centre d'études franco-provençale è molto interessante. Probabilmente nei prossimi 50 anni arriveremo a costituire una specie di coinè, quindi ad avere una norma, se non altro grafica, di riferimento. Insomma, possiamo dire che il franco-provenzale, il patois valdostano, si caratterizza per l'infinita variazione geolinguistica. Che cosa significa? Facciamo esperienza di questa cosa magari anche inconsciamente tutti i giorni, nel senso che sappiamo benissimo che il patois dei singoli paesi, alle volte persino delle singole parrocchie, è diverso uno dall'altro. Io porto l'esempio della mia famiglia, papà di Saint-Christophe, mamma di Sarre, di lingua materna, purtroppo per papà io di Sarre, fin da piccoli c'erano delle diatribe, delle discussioni in famiglia più o meno amichevoli sul fatto che si dice Yves o si dice le. Io mi ricordo delle prese in giro a mamma da parte di amici di papà, no, quella dice cosa vuol dire? Oppure si dice micio o meisu, icella o icila, candolla o irondella, e potrei andare avanti così per parecchio. Questo non impedisce la comprensione reciproca. Sappiamo benissimo che il contesto ci permette di risolvere determinate situazioni. Vi racconto un altro episodio. Anni fa avevo dato una mano durante le vendemmie alla Cave des Onze Communes, eravamo un gruppo di patoisans. A un certo punto c'era un ragazzo di Saint-Pierre che stava maneggiando alcuni attrezzi, a un certo punto si gira e mi dice, non sapevo esattamente cosa stesse facendo, era completamente fuori contesto, si gira e mi dice ciao. Io penso di aver avuto un punto interrogativo in faccia, non riuscivo a capire che cosa volesse. Saint-Pierre e Sarre sono 2 paesi vicinissimi, da noi si dice tu, da loro si dice ciao. Io non avevo idea di che cosa volesse dire, perché appunto era fuori contesto, però è un caso raro, normalmente il contesto ci aiuta a capire.
Certo che man mano che ci allontaniamo le differenze si fanno sempre più importanti e anche la comprensione reciproca diventa alle volte difficile. Di nuovo, io ho un amico di Amareso e quando parla io non riesco a capire che cosa dice, dobbiamo parlare in italiano perché per me, non so se lui ha un patois strano, può anche essere che sia lui il problema, però oggettivamente non riusciamo a capirci. Tornando quindi alla parte scientifica, di fatto solo nel 1873, quindi relativamente poco tempo fa, il linguista italiano, grazie a Dio, Isaia Ascoli, introdusse per la prima volta nei suoi schizzi franco-provenzali la nozione per l'appunto di franco-provenzale, ma in realtà molti linguisti dell'epoca non si rifiutarono di riconoscere l'esistenza di questa varietà e si dovette aspettare ancora qualche anno, in particolare con Durafour e poi con Monseigneur Gardet, perché nessuno più osasse dubitare, se non altro, dell'esistenza di quello che per noi è semplicemente il patois. Rimangono ancora alcune perplessità in merito alle origini, alla definizione dell'area in cui è parlato e persino in merito al suo nome. Per quel che riguarda le origini ci sono essenzialmente due scuole di pensiero che a mio avviso non si escludono necessariamente l'un l'altra. La prima è quella di Meyer-Lübke e di von Warburg, che ritengono si tratti della varietà romanza nata e sviluppata nel territorio anticamente sottomesso ai Burgundi, di cui ovviamente anche la Valle d'Aosta faceva parte. Gardetti invece dice che il franco-provenzale è la lingua romanza nata a Lione, d'où elle a rayonné sur l'ensemble du pays sillonné par les grandes voies de passage. C'est une langue de route. Vedete bene che una soluzione non esclude l'altra, è possibile che sia nato nell'area burgunda, poi che si sia effettivamente sviluppato lungo le grandi vie di passaggio. Per quel che riguarda la diffusione, il problema non è tanto relativo alla nostra zona, alla zona orientale, quanto piuttosto alla zona francese, perché, come probabilmente molti di voi sapranno, la Francia, il governo francese, ha avuto tra la fine dell'Ottocento e soprattutto l'inizio del Novecento un atteggiamento estremamente negativo nei confronti dei dialetti, al punto che i maestri erano autorizzati a picchiare i bambini che si permettevano di usare termini dialettali a scuola. E questo ha fatto sì che in molti paesi il dialetto in generale sia scomparso. Io so che quando stavo facendo il dottorato a Grenoble, ormai un po' di anni fa, un giorno arriva a scuola, in facoltà, la professoressa Janine Medelis che ci spiegava geolinguistica, contenta come una Pasqua perché era riuscita a trovare a Crolles, che è un paesino vicino a Grenoble, a una ventina di chilometri, il depositario della cultura locale, quello che sapeva tutto del franco-provenzale. Aveva scritto un dizionario, stava lavorando su una grammatica, insomma doveva essere un personaggio di un certo peso. Organizza un'uscita con noi dottorandi, andiamo a intervistare questo signore e io ci sono rimasta malissimo, perché questo qui è venuto fuori che aveva cominciato ad occuparsi del patois quando era andato in pensione, quindi dopo i 60 anni, e aveva ricostruito nella sua memoria la lingua che si ricordava, i suoi nonni parlavano tra di loro quando lui era piccolo. Questa era la sua conoscenza del patois. Per una valdostana, madrelingua franco-provenzale, che bene o male si confrontava tutti i giorni col patois in maniera attiva, è stato abbastanza scioccante. Non così per i miei colleghi, quelli francesi, perché si aspettavano già una situazione di questo tipo. Questo per spiegare come, soprattutto nelle zone di confine, se non c'è una testimonianza scritta, e generalmente non c'è, è difficile dire se si tratta effettivamente di se lì si parlava un dialetto franco-provenzale oppure una variante del francese. Quindi nella parte occidentale del territorio, quindi la situazione non è così chiara. Ecco. E abbiamo anche dei dubbi in merito al nome, o meglio, c'erano dei dubbi. È stato variamente chiamato nel corso degli ultimi 100 anni il franco-provenzale. Abbiamo avuto definizioni come rhodanien, moyen rhodanien, français du sud-est, lyonnais, burgondien, arpitano. Poi finalmente si è deciso di chiamarlo franco-provenzale con o senza il trattino. Io personalmente preferisco senza trattino perché la presenza del trattino dà un po' l'idea che si tratti di una lingua mista, no? Un po' francese o un po' occitano o un miscuglio dei due. E non è il caso. Il franco-provenzale è una lingua assolutamente indipendente che ha avuto una storia e delle caratteristiche assolutamente proprie già a partire, se non altro, dall'VIII secolo. Passiamo adesso
Ah no, un'altra cosa. Per quel che riguarda invece la Valle d'Aosta è importante dire che da un punto di vista linguistico è nettamente divisa in due parti. L'alta e la bassa valle divise da un fascio di isoglosse che si trovano grosso modo tra Car e la Val Tournanche e che sono state ben descritte in un articolo del 95 da Marco Perron e da Saverio Favre. Per quel che riguarda i miei studi, mi sono concentrata esclusivamente sull'Alta Valle e in particolare ho confrontato il patois di Sarre, e mi è andata bene nel senso che lo conosco bene, appunto perché è il patois che conosco da sempre e mi serviva avere una conoscenza approfondita della lingua per fare gli studi in prosodia che poi insomma, ho dovuto affrontare. E mi è andata bene perché ci serviva un dialetto che fosse prossimo ad Aosta in modo tale da verificare l'esistenza di eventuali influenze dal capoluogo della regione e poi un altro dialetto completamente diverso, il più isolato possibile e d'accordo con il mio professore Michel Conteny abbiamo scelto il patois di Cogne che effettivamente ha delle caratteristiche assolutamente tipiche. Passiamo adesso all'italiano rapidamente. Come sapete, l'italiano si è diffuso in Valle d'Aosta essenzialmente a partire dall'Unità d'Italia, anche in conseguenza della cessione di Nizza e Savoia alla Francia, il che di fatto ha ridotto alla Valle d'Aosta e ad alcune valli piemontesi i territori in cui si parlava francese, in cui il francese era anche lingua ufficiale. E non è un caso che proprio nel 1861, proprio senza perdere tempo, il deputato di Lucca, Giovenale Vegezzi Ruscalla, abbia immediatamente scritto un libretto intitolato Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcuni valli della provincia di Torino. Per fortuna questo non è avvenuto, anche se poi il francese in Valle d'Aosta ha dovuto confrontarsi con un altro grosso problema, che è stato il fascismo. Durante la dittatura fascista, che era ferocemente contraria alla presenza di minoranze linguistiche all'interno del territorio nazionale, l'italiano, secondo l'idea appunto dei fascisti, avrebbe dovuto rapidissimamente soppiantare il francese. Quest'ultimo, quindi il francese più ancora del franco-provenzale, divenne in un certo qual modo il simbolo della resistenza culturale valdostana che il governo di Roma cercava di cancellare con un semplice colpo di spugno e che invece bisognava, forse anche proprio per questo, tutelare ad ogni costo. Paradossalmente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai le tensioni si erano placate, anche grazie alla concessione dell'autonomia, le resistenze andarono pian pianino scemando e l'italiano poté entrare in maniera prepotente nelle case dei valdostani. E di fatto oggi non si può non riconoscere che la maggior parte della popolazione, le valdostani souche, come si dice, i valdostani di adozione, parlano, salvo rare eccezioni, in italiano. Generalmente quando si incontra una persona o si è sicuri che parla anche franco-provenzale oppure ci si rivolge a questa persona in italiano. Generalmente è così. Abbiamo già detto che il franco-provenzale si trova allo stadio dialettale perfetto e proprio per questo generalmente si ritiene che sia una condizione di fragilità, generalmente lo è. Il fatto di non avere una norma di riferimento rende più fragile una lingua, in qualche maniera è meno difesa da questa stessa norma e quindi ci si aspetta che sia più facilmente esposto alle influenze delle due lingue di prestigio con cui deve confrontarsi, in particolare appunto, vista la situazione che abbiamo appena delineato, a quelle dell'italiano. La mia domanda è quello che vorrei rispondere con voi questa sera, è proprio questa: sarà davvero così? Il franco-provenzale sarà davvero così debole rispetto all'italiano oppure no? Ho diviso questa conferenza in 4 parti, seguendo appunto le norme linguistiche, quindi cominciamo dal livello fonologico, che è quello di base, e arriviamo fino al livello prosodico. Mi rendo conto che sono temi abbastanza specifici, che richiedono anche un linguaggio un po' diciamo tecnologico, tecnico. Però se c'è qualcosa che non quadra, che se non funziona, io vi chiederei di fermarmi subito, così chiariamo subito la situazione, insomma. Ho cercato di essere il più chiara possibile, però alle volte uno dà per scontato cose che non lo sono. A livello fonologico l'influenza dell'italiano sembra assolutamente evidente, soprattutto da un punto di vista appunto delle vocali. Si tratta di una semplificazione vocalica che si è andata facendo sempre più evidente e di cui chiaramente è debitore all'italiano. E a questo proposito il caso di Cogne è particolarmente emblematico.
Negli anni 70 è uscita una bellissima ricerca condotta da due ricercatori, uno piemontese, Andrea Fassò, e l'altro valdostano, Celestino Ghisciarda, che immagino molti di voi conoscano, relativo appunto al patois di Cogne. Ghisciarda si è occupato più della parte lessicale e invece Fassò si è dedicato all'analisi fonetica e fonologica e ha rilevato lo schema che vedete sopra, quello degli anni 70, uno schema piuttosto complesso, che presenta 5 gradi di apertura vocalica, 2 serie di vocali anteriori, una serie di vocali posteriori, una vocale centrale, vedete al centro questa E, e 4 semivocali. Di fatto, ci dice, nel Cognien ci sono 9 fonemi vocalici, che però presentano tutta una serie di varianti libere, cioè di varianti fonetiche che non intervengono a modificare il significato di una parola. Tanto per intenderci, se io in italiano dico zucchero o zucchero, il significato è lo stesso. La z in questo caso è una variante libera della z. La stessa cosa accade in tutte le lingue, anche in patois. Oggi le varianti libere stanno progressivamente scomparendo. Già nelle inchieste che ho fatto 25 anni fa questo fenomeno era decisamente evidente e ora la situazione sta ulteriormente degenerando, possiamo dire così, anche se è un termine un po' forte. Tra i giovani ormai la situazione prevalente è quella sotto, quella di un trapezio vocalico composto ormai solo da 9 vocali e 2 semivocali. Di fatto resistono al sistema italiano solo la E e la U. Insomma, come ci si aspettava, la lingua di prestigio, cioè l'italiano, sta pian pianino modificando alcuni dei tratti salienti delle varietà franco-provenzali locali. Se dovessimo fermarci qui, la situazione sarebbe per il franco-provenzale piuttosto difficile, ma in realtà non è così. Infatti vediamo che uno studio relativo al timbro vocalico dell'italiano e del franco-provenzale, che la professoressa Lucia Mulino dell'Università di Tolosa e io abbiamo iniziato una ventina di anni fa e abbiamo ripreso, oserei dire per colpa di Cristiano da poco, ha dimostrato che paradossalmente l'italiano regionale parlato nell'Alta e nella Media Valle d'Aosta è debitore al patois di alcuni tratti fonologici, in particolare per quel che riguarda il grado di apertura delle vocali in relazione alla struttura sillabica. Più in particolare abbiamo dimostrato che in italiano, come per l'appunto in patois, il nostro studio era partito dal patois e l'abbiamo seguita in diacronia, siamo partite dal latino, anzi il contrario in realtà, siamo partite dal patois e siamo tornate al latino per dimostrare, per cercare di capire quali erano i fenomeni che stavamo studiando. E abbiamo scoperto che il timbro delle vocali accentate in sillaba chiusa è sempre aperto, mentre in sillaba aperta è chiuso. La caratteristica dell'italiano regionale è che questo fenomeno, appunto sulla scorta del patois, è regolarissimo, non ne sbagliamo una, è sempre così. Credo che sia capitato a tutti prima o poi di confrontarsi con un italiano non valdostano, diciamo. Io so che in prima media, quando cominciamo a spiegare appunto i fonemi italiani, c'è sempre qualche lotta in classe perché c'è qualcuno che arriva da fuori e dice no, ma noi diciamo così, voi dite male. È diciamo un fenomeno abbastanza frequente. Io so che quando ho cominciato all'università avrei tanto voluto prendere 30 e lode. Le mie amiche invece mi dicevano no, è 30 e lode. E arriva un mazzo di rose rosse o di rose rosse. Noi abbiamo la nostra, come dire, il nostro italiano regionale da questo punto di vista ci salva perché ci dà delle indicazioni molto molto precise, non c'è dubbio su questo, è sempre così. Mi sono persa, scusate. Se la sillaba è chiusa, la vocale è... sono andata completamente, chiedo scusa. Perché in realtà stavo già pensando a un'altra cosa dopo e quindi devo tornare indietro. Allora, se la vocale accentata in sillaba chiusa è aperta, invece in sillaba aperta è chiusa. E questo spiega anche perché nel franco-provenzale, nell'italiano regionale parlato in Valle d'Aosta, noi non conosciamo quelle che vengono chiamate le coppie minime, che sono tipiche dell'italiano standard. Io vorrei vedere se qualcuno di voi conosce la differenza tra foro e foro. C'è qualcuno che la sa? Io non la so, ve lo dico già, cioè, ho dovuto scriverla ma non me la ricordo mai. Foro è il tribunale, foro è il buco. Ora, per noi è la stessa parola,
abbiamo l'idea che abbia due significati diversi, ma per noi è una parola con due significati diversi. In italiano standard sono due parole distinte. La stessa cosa per quel che riguarda pesca, che è il frutto, e pesca, che è l'attività di pescare. Ancora botte, che sono i colpi, e la botte, che invece è dove si mette il vino. Noi non abbiamo problemi, per noi sono semplicemente foro, pesca e botte, proprio per colpa, diciamo così, del franco-provenzale. Quindi, da un punto di vista forologico, possiamo dire che le influenze dell'italiano e del franco-provenzale sono assolutamente reciproche e se si trattasse di una partita di calcio saremmo 1-1. Andiamo avanti, passiamo al livello successivo, che è il livello invece morfologico. Nonostante non ci siano studi specificamente dedicati a questi aspetti, pare evidente che numerose forme scorrette o se non altro devianti sono diffuse nell'italiano parlato in Valle d'Aosta e in larga parte sono proprio attribuibili all'influenza del franco-provenzale. È il caso, ad esempio, dell'uso del pronome personale te, che in italiano corretto ha la funzione di complemento oggetto, che invece viene usato nell'italiano regionale con funzione di soggetto, ed è uno degli errori che più frequentemente commettono i valdostani in senso lato. Non è che si commetta solo in Val d'Aosta, ci sono delle testimonianze non solo nel nord Italia ma anche nel centro Italia, ma quello che caratterizza l'italiano regionale è la pervasività di questo fenomeno. Tantissime persone compiono questo tipo di errore e spesso non se ne accorgono minimamente. Accade spessissimo di sentire frasi come sei stato te, l'hai detto te. Io so che come insegnante di italiano tutte le volte un colpo al cuore, però se non altro capisco da dove viene l'errore. Altra cosa che è abbastanza frequente e che però riguarda quasi tutta l'Italia settentrionale è l'uso estremamente limitato e alle volte anche sbagliato del passato remoto. In effetti il patois non lo conosce, in patois non c'è il passato remoto e quindi quando dobbiamo parlare in italiano difficilmente usiamo difficilmente usiamo il passato remoto. Normalmente che cosa usiamo? O il passato prossimo o il trapassato prossimo. Normalmente nello scritto invece abbondiamo in passato remoto, almeno a scuola normalmente succede così, i ragazzi non usano mai il passato remoto, ma nei temi abbondano passati remoti usati in maniera scorretta. Un ultimo esempio che è ancora più interessante perché è proprio tipicamente franco-provenzale ed è quello del futuro. È noto che per esprimere l'idea del futuro il franco-provenzale valdostano si avvale di una forma perifrastica formato dal verbo al presente dell'indicativo seguito dall'avverbio clitico pi. Per questo un valdostano preferirà dire fio pi piuttosto che ferò, anche se ha attestato ferò. E analogamente in italiano capita abbastanza spesso di sentire utilizzare la stessa forma perifrastica, questa volta costruita col poi. Ti faccio poi sapere, lo dico poi a tua mamma. Questo ci arriva dritto dritto dal patois. C'è anche da dire che viceversa e anche il franco-provenzale ha ad avere mutuato delle forme dall'italiano, delle strutture che erano sconosciute fino a poco più di un secolo fa. In base ad alcuni studi che però andrebbero approfonditi, ad esempio, pare possibile dimostrare che il franco-provenzale, prima della diffusione dell'italiano, non conoscesse quasi interrogative senza inversione del soggetto, cioè le interrogative andavano marcate morfologicamente. E d'altra parte, se ci facciamo caso, le interrogative con inversione del soggetto sono molto diffuse ancora oggi. Frasi come Fiozo Senke Thomas de Mandou, As-tu vu, Va-ti sono all'ordine del giorno. La forma senza inversione del soggetto sarebbe stata introdotta di recente e sotto l'influenza dell'italiano e molti elementi sembrano confermare questa ipotesi. Innanzitutto si tratta di una costruzione utilizzata più raramente e che caratterizza soprattutto la parlata dei giovani. Tendenzialmente gli anziani preferiscono ancora usare la forma con inversione del soggetto, che per di più non può essere applicata in ogni situazione. Se io dico as-tu vu, posso dire t'as vu, ma se dico va-ti, come faccio a non usare la forma senza inversione del soggetto? Inoltre, essa appare raramente nei testi scritti e anche in questo caso essenzialmente in testi molto recenti. Io ho fatto una rapida ricerca su internet e ho verificato i vecchi testi, diciamo quelli di Serlogno, della Biguà, eccetera, e non sono riuscita a trovare interrogative senza inversione del soggetto. E anche sul sito Patois VDA non sono riuscita a trovarne.
L'unica che dopo un po' di sforzi sono riuscita a individuare è il titolo di una canzone che era uscita qualche anno fa, che riprendeva una canzone dello Zecchino d'Oro, Il coccodrillo come fa, che è stata trasposta con L'omelette come fi, ed è l'unica che sono riuscita a trovare, quindi potrebbe già essere una risposta a questo. Ancora, in questo caso mi viene in aiuto lo studio che ho condotto a Cogne, perché a Cogne, perlomeno fino a una ventina di anni fa, la forma senza inversione del soggetto aveva un contorno intonativo non ancora stabile, e infatti i miei formatori non avevano un'idea chiara di come dovevano pronunciare queste interrogative senza versione del soggetto. Poi lo vedremo come ultimo punto, forse risulterà più chiaro. Questo però mi serve per dire che si tratta di una costruzione poco e male utilizzata, introdotta di recente. Un altro esempio eloquente è offerto dalla progressiva e costante riduzione dell'utilizzo del cosiddetto double marquage, che ormai solo i vecchi patoisin della Valle Centrale si ostinano a utilizzare. Double marquage, tanto per dire, sembra il francese, no? Moi, je. Quando uso due pronomi, soggetto in questo caso, forma tonica e forma atona. La stessa cosa in patois, mes deux filles. In particolare per quel che riguarda la terza persona si è scoperto che la forma tonica è più frequente della forma atona, ma anche che recentemente entrambe le forme possono in alcuni casi scomparire. Alle volte rimane come forma cristallizzata, ad esempio nel verbo avere, la, questo L in realtà era il pronome, la forma atona, che non è praticamente più utilizzata, mentre è utilizzata, o era almeno ancora utilizzata, almeno fino a una ventina d'anni fa, a Cogne. Ad esempio loro dicevano l'ue, id, noi diciamo gli di, l'ue, i la, e così via. Altra cosa particolare è che il double marquage rimane anche quando il soggetto non è espresso da un pronome, ma da un elemento lessicale. Per cui a Cogne dicevano l'ommo, i la, mentre noi diciamo l'ommo, la. Oppure l'ommo i la fight, noi diciamo l'ommo la fi. Da noi rimane nella forma dell'inversione del soggetto, l'ommo la ti fi. Quindi ancora una volta si può affermare che il patois e l'italiano esercitano un'influenza reciproca, che contribuisce non solo a modificarli in maniera talvolta importante, ma anche paradossalmente a renderli progressivamente più simili. Passiamo adesso al terzo livello, che è il livello lessicale. Su questo ci sarebbe moltissimo da dire, ma anche qui richiederebbe degli studi specifici che non sono ancora stati realizzati in maniera sistematica. L'unico che ho potuto consultare e apprezzare è stato svolto una decina d'anni fa dalla povera Federica Diemo, che probabilmente aveva intenzione di approfondirlo ulteriormente, ma che purtroppo non ha avuto questa possibilità. Certo, in quest'ambito è assolutamente evidente l'influenza dell'italiano, che entra nel patois in maniera prepotente, modificando i termini, ma alle volte senza neanche modificarli, nel senso che spesso utilizziamo direttamente le parole italiane nelle nostre frasi. E io in questo faccio mea culpa, perché mi rendo conto che ho un patois discreto quando parlo di argomenti domestici, in senso lato. Ma quando devo parlare di argomenti per i quali normalmente utilizzo l'italiano, dire che infarcisco le frasi con termini italiani è poco. Ed è anche per questo che ho un'ammirazione sconfinata per le persone come, penso a Marco Bock, a Carlo Rossi, ma anche a Christian Dunoyer, che hanno una proprietà di linguaggio per quel che riguarda il franco-provenzale che è davvero notevole. Quindi influenza dell'italiano sul franco-provenzale. Ma vi è mai capitato di trovarvi a parlare con un italiano proveniente da un'altra regione e rendervi conto che non capisce una vostra espressione? Questa è l'influenza del patois sull'italiano, e qui ho messo alcuni esempi. Provate ad andare a Milano a ordinare un budino, vediamo se vi portano un budino o un dessert. Provate a parlare di Pisa, se qualcuno riesce a capirvi da Ivrea in giù. È più probabile il contrario, nel senso che essendo un termine franco-provenzale, se parlate di bis a Ginevra è probabile che vi capiscono, comunque anche nella zona francese. La brossa o la losa, le nostre lose sui tetti, chissà quanti nel resto d'Italia sanno che cosa sono.
anche la fiocca, la stessa cosa, ma questi sono termini franco-provenzali che sono entrati nel nostro italiano, ma provate ad andare in giro a dire che state nascondendo il fieno, se vi prendono per ladri o cosa, o ho bocciato con la macchina.